Marghera supera in casa l'Atisana 63-53. La differenza in classifica non si è vista, una partita si è risolta diciamo negli ultimi due periodi, ma le squadre sono sempre state vicine col risultato. Questa è la realtà, i 20 e passa giorni di riposo è vero che ci hanno consentito di recuperare gli acciaccati, ma è fin troppo evidente che abbiamo perso ritmo, abbiamo perso determinazione e lucidità anche nelle cose da fare. Buon per noi il risultato, la partita probabilmente ci è anche servita a capire che dobbiamo cambiare marcia e si guarda avanti. Adesso ci prepariamo con Caorle, bisogna vincere per mantenere il primo posto matematico. Sicuramente per come le cose sono andate dobbiamo andare a Caorle per mantenere il primo posto. È una partita estremamente complicata per fattori legati al fatto che per noi sia un mezzo derby, ma direi che la loro squadra sicuramente è una delle più competitive e una di quelle che probabilmente dirà anche la sua nei playoff. Quindi risultato aperto, ce la giochiamo. Francesco Marini, top scorer della partita. Com'è stata la partita dopo 20 giorni di pausa? Sì, difatti è proprio quello che mi viene in mente. 20 giorni di pausa, eravamo anche alla fine qui eravamo un po' fuori ritmo. Diciamo che sapevamo che non era facile entrare in ritmo dopo 20 giorni e comunque abbiamo fatto sicuramente non una buona partita, ma la partita l'abbiamo portata a casa. Ecco, l'importante era prendere i 2 punti per prepararci adesso ad andare a Caorle, anche lì sarà un'altra battaglia per mantenerci primato. Luca Zanovello chiude con 10 punti la partita, ma con molto fisico, 4 palle recuperate. Sì, beh, con questa squadra qua più che la tecnica si deve usare il fisico, perché obiettivamente noi siamo un po' più forti di loro e loro dovevano in qualche modo contrastarci e ci hanno messo il fisico, noi dovevamo rispondere così e io ce l'ho messa tutta come al solito, insomma, e basta. Avevamo un conto in sospeso con l'andata e abbiamo lasciato là 2 punti prima di Natale. Sì, lì abbiamo fatto una partita un po' strana, capita anche quelle. Ci è servita direzione, stasera ci siamo comportati come dovevamo, come ci aveva chiesto il coach, è andato tutto bene, dai. Adesso ci aspettano un'altra partita, poi vediamo se riusciamo a vincere e arrivare primi. Aspettiamo i playoff e speriamo, insomma, vediamo. Paolo Bosini, allenatore dell'Atisana, una partita che è servita anche a voi per prepararvi ai play-out prossimi. Sì, ci sarebbe servita più se l'avessimo vinta, però insomma, abbiamo fatto una buona partita, diciamo, dal punto di vista tecnico contro una squadra molto forte che ha legittimato, mi sembra, il primo posto in classifica, se l'è meritato conducendo per tutto l'arco del campionato e poi se le cose andranno per il verso giusto dovremo affrontare a meno di sorprese i play-out.